gli scrittori di Gorizia. Au Grigos! Gorizia è una città speciale e forma un'area urbana integrata con i comuni sloveni di Nova Gorica e di San Pietro Vertojba. Il significato del nome Gorizia è, in sloveno, collina. La popolazione di questa parte del Friuli ha combattuto duramente la Prima Guerra Mondiale, oltre ad aver subito dominazioni straniere per molto tempo. Gli autori del luogo formano un elenco di scrittori friulani notevole, sia in italiano sia nella parlata locale, e hanno lasciato una profonda testimonianza della cultura del Friuli, come Paolo Maurensic. La sua fama crebbe nel 1993 con il libro La variante di Lunenburg, dove descrive una partita di scacchi fra due maestri. Lo sfondo è la Seconda Guerra Mondiale e termina con un colpo di scena, svelando la vera identità dei due giocatori. Il secondo libro fu Canone inverso del 1996. Questo romanzo ispirò la versione cinematografica diretta da Ricky Tognazzi. Carlo Michelstetter, scrittore e filosofo, è stato tra i primi membri a far parte della Società Filologica Friulana. Ha lasciato molte opere scritte in friulano goriziano. Ebbe un vivace percorso esistenziale che fin dalla giovane età lo rese un individuo instabile e turbato, ma con la voglia di esplorare lingue e forme espressive diverse. Il 17 ottobre decide di togliersi la vita con un colpo di pistola. Molti sono gli scrittori di Gorizia, ma vorrei citare, grazie a Dio, Isaia Ascoli e Demetrio Volcic. Gorizia è sempre stata eclissata da altre città del Friuli, ma nel 2025, insieme a Nova Gorica, sarà capitale europea della cultura.